Frappacardies este su 28 aprile, sa dia de sa Sardegna. S'anno passato, per rendere onore a sa terra mea, hai fatto un video sopra de questa die d'esta poso sardos e sopra de sa figura de Giovanni Maria Angioi. Quest'anno invece si può dire de mi studiare su periodo de sorgiudicato sardos e sa vita de Eleonora d'Arborea. Mi sono armata di libros, Storia della Sardegna di Raimondo Cartaraspi, Eleonora d'Arborea, Storia di una regina di professor Francesco Cesare Casula e sa carta de logo di Eleonora d'Arborea. Me lo sape studiato e ho cercato di prenare un buco in sa conoscenza mea. Io ho fatto questi due video, su primo questo sui giudicati sardi e a seguire questo su Eleonora d'Arborea. Non è una lezione cattedratica assolutamente, è una narrazione leppia e speriamo su Crara. Poi, dare del giudicato sardo, dobbiamo tornare in dai secoli su tempo, al X secolo, ossia sono vicentor dopo Cristo. In su periodo sa Sardegna è vissuta de suo potere bizantino, ossia dell'impero romano di Oriente. Però l'impero bizantino è in netta decadenza. Non si interessa per de sa Sardegna, che ha problemi nel suo Oriente, a narrare. E quindi, però, sa Sardegna è vissuta de sa minezza de sos arabos o spagnolos de sa costa orientale. E quindi te che ne so sardos si riunino e preparano sa difesa di s'isola e sa amministrazione e parte in s'isola in batto su giudicados o regnos e sono su giudicato de Calaris, sue Arbaree, sue Gaddura e sue Torres. Poi abbiamo sapere che questo sono state sul primo 3 decadi più o meno diretto, invece sue Arbaree è durata vinzassa a invasione poi catalana aragonese di s'isola. E vediamo allora i su 1000 binniche vi sono state queste spedizioni de sarduas a vidas marinaras di Pisa e di Genova e sa costas sardas. Questas spedizioni in approvata da su Papa che sa motivazione ufficiale che debiano aiutare sos sardos a mantenere cristiana s'isola e quindi a combattere sos infedeli musulmanos. Su 1006 che è stata una battaglia e sos arabos sono stati sconfittos. Ed è successo che sos pisanos e sos genoveses hanno cominciato a entrare a piano e a si impadronire de medas a parte di s'isola. In suo frattempo sono venuti da nobili famiglie pisanas e genoveses, sos viscontes, sos ugolinos, i Malaspina, i Doria, e hanno occupato un punto strategico della Sardegna. E sul frattempo cominciano a essere mercantes, uomini di affari e a questo punto piano piano hanno appiccato sia potere economico che politico e sul Regno Sardo su primo schierrutto è stato sue Calaris, poi è stoccata sue Torres che è stato partito fra sa famiglia di Doria e una parte le stoccate invece sul Regno di Arborea e poi il rotto sul Regno di Gaddura. Questo che è restato rizzo a narrare este sul Regno di Arborea.
Torniamo a zicchedere in secco su 1282, i Vespri siciliani, questo sì che me l'hanno andata a studiare in scuola, ossia la guerra tra gli Angioini e i Aragoneses. E si è posto in messo su Bonifacio VIII, su Papa, e in cambio de sa Sicilia ha dato sus catalanos aragoneses su regno de Sardegna e de Corsica. Quindi i su 1200, a saene di su 1200, noi sacatamos sa Sardegna divisa in due regnos, su Arborea, sutta su comando de sos sardos, e invece su regno de Sardegna e de Corsica, e sutta de su comando de sos aragoneses. Allora, giudice del Regno di Arborea è Tugone II, che ha stretto un'alleanza con Guglielmo II della Corona di Aragona. Namo senna che la Corona di Aragona in questo periodo era la potenza romana del Mediterraneo. Per sigillare questo accordo, Giacomo II ha invitato a sa corte di Barcellona Sorduro Donnichello, su Sidro di Ugone II, Mariano e Giovanni. E ne venne crescido, so pare Schim Pietro, questo che poi a diventare Pietro IV il cerimoniere, ne crescido schefrades. Poi Creschenne Mariano è sposato una pizzina catalana di una famiglia aristocratica, meda potente, Timbora de Rocaberti, e nascono tre figli, Ugone, Eleonora e Beatrice. Non si schi bene se si è nascita prima Eleonora o Beatrice o viceversa. E te succedete che quando Mariano o sposata a Timbora esce bene nominato signore del Sugoceano. Poi dopo poco anni morì Pietro III e quindi giudice di Arbarea, e quindi alzata sul trono diventa giudice Mariano IV. Allora, Mariano IV nomine meda bisto s'abizzata chi con d'accordo che ha tatto su babbo sos catalanos non li rispettanne e aiana conquistato Alghero, Saliguera. Idea che Mariano dichiarata guerra agli ex alleati, alla corona di Aragona. Isce De Mariano è stato veramente una grande figura, uno che ha questa idea di avere una Sardegna sotto un'unica bandiera, sotto la bandiera sarda. Isce ha dato una buona strategia di guerra, una vista politica economica, una validazione di propaganda e una fitta rete di alleanza euro-mediterranea. Insomma, grazie a tutta questa scossa, Mariano resessiti a zucchero sotto il suo dominio tutta la Sardegna, a eccezione a parte sa vita de Castello e de Alghero, de Saliguera, in cui però i catalani potevano arrivare solamente attraverso tramite mare. Ora, ite succedete? In questo scoppiata in Europa sa peste bobonica, sa peste del 300, sa peste nighedda, e arriva a Sardegna. Mariano IV moriti e alzata sul trono Ugone III. Però Ugone III non zucca in nulla de sa bistessa di suo babbo. Isce pur continuando la guerra contro i catalanos, ha un carattere lezzo. Invece, sa protesta del suo popolo, che è stanco di questa guerra, e senna che sa peste e scominciano a si diffondere, però isce non resessiti a firmare questo discontento, anzi si gettata l'inna suoco come si natta,
Dopo pagia e annos, pacos annos, ruguet sutta una congiura nobiliare e che venne gettato vivo, gallo viva, entra su puzzo, paris che sei zicchedda benedetta. Sa sorte de sos giudicados colat in manos a Eleonora d'Arborea e questo è stesso argomento del satiro video che ha seguito a questo.